Sono dati drammatici, gli infortuni sul lavoro continuano a crescere, il dato sia nazionale che poi territoriale, regionale, provinciale cresce in maniera importante. Abbiamo più 4% sia di infortuni ma sia anche di morti sul lavoro. In Veneto nel 2018 si sono registrate circa 77.000 denunce di infortunio sul lavoro, di cui 121 mortali, più 21% rispetto all'anno prima. A Venezia si sono contate 17 vittime. I primi dati del 2019 confermano la quantità delle denunce di infortunio presentate all'INAIL, mentre è in aumento costante il numero di incidenti in itinere, cioè di chi sta andando o tornando dal lavoro. Non ci sono settori più a rischio, in realtà c'è, come dire, la condizione che rende più a rischio i lavoratori ed è la condizione della precarietà, della fragilità dentro il contesto lavorativo. Quindi sicuramente, per esempio, il tema degli appalti e l'elemento, insomma, in qualche modo della intermediazione è uno di quegli elementi che amplifica il rischio rispetto alla sicurezza e rispetto alla salute. A Mestre, alla 13ª Assemblea Provinciale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro di CGIL Cisle-UIL, si parla di controlli, di prevenzione, di numeri inaccettabili in una società civile per i quali si rinnova la richiesta di impegno alle istituzioni. Noi chiediamo alla politica, al di là dei litigi continui che hanno, che su questo tema abbiano una posizione unitaria. Unitaria vuol dire avere un'attenzione e chiedere alle parti sociali di contribuire insieme al governo a definire un piano strategico nazionale, cosa che noi non abbiamo. È l'unico paese in Europa che non ha il piano strategico nazionale.